Il sistema Italia non funziona e a riscontrarlo ormai da tempo sono soprattutto le categorie produttive che dopo essere state travolte dalla crisi del mattone speravano in una ripresa, seppur minima. Ma il tempo è passato e nulla è successo, anzi la tassazione, che continua a coinvolgere in primis i proprietari di immobili, ovvero gli italiani, non ha dato tregua. Il valore degli immobili è diminuito, la casa è risultata essere un investimento ben poco appetibile e allora è sempre più strategico conoscere bene le norme, i regolamenti e le circolari che avviluppano il sistema casa per trarre vantaggio dalle agevolazioni fiscali ove presenti e capire i nuovi valori catastali. Saper essere sempre più vicini al cliente, imparare a farlo. Per illustrare le strategie quindi da adottare in questo mercato, Confcommercio FIMA Venezia ha organizzato il 10 ottobre un convegno che ha messo a confronto interlocutori strategici. Devo dire che invece c'è un gran ritorno da parte dei proprietari immobiliari o quantomeno di chi ha la prima casa che se prima riusciva attraverso una serie di passaparola, attraverso una serie di consuetudini, chiamiamole di amicizie e quant'altro, giustamente legittime direi, oggi invece si tende sempre di più, vista la difficoltà nel trovare diciamo così, l'acquirente, a rivolgersi a dei professionisti nella speranza di ottenere delle soddisfazioni nel breve periodo. Vi tranquillizzo, non è perché l'agente immobiliare che magari voi vi rivolgete ci impiega qualche minuto in più, per non dire qualche giorno in più, nel trovare un acquirente che è un negligente, sono cambiate proprio le condizioni, non è semplice e le proposte devono essere gestite purtroppo nel medio-lungo periodo. La giornata di oggi serve anche a creare magari nuove idee, nuovi stimoli per trovare formule che possano in qualche modo anche essere proposte alla politica per aiutarla a fare meglio il proprio lavoro. Non c'è dubbio che oggi non c'è un settore che sta bene e questo è uno di quelli che soffre molto. L'immobiliarità in termini di commercializzazione, in termini di mondo delle imprese che costruiscono e che in qualche modo sopra ci hanno sempre formato il loro futuro, oggi è quasi ferma. Negli ultimi anni indubbiamente le difficoltà del bilancio hanno reso necessario un inasprimento oggettivamente eccessivo proprio sul bene casa, ma d'altro canto in un contesto di questo tipo aumentare la pressione fiscale proprio sui redditi piuttosto che sull'IRAP delle imprese sarebbe stato ancora peggiore. È chiaro che in questi casi si va a colpire anzitutto gli aspetti legati a consumi e investimenti. Ora però bisogna cominciare a riasciugare l'aumento che si è registrato negli anni scorsi e che questo governo già sull'anno prossimo dovrebbe riuscire a cominciare a riprendere con anche misure di semplificazione. Oggi l'IMU e la TASI insieme sono due imposte incomprensibili oltre che gravose, l'imposta unica sulla casa è un obiettivo al quale dobbiamo puntare già per il 2015.